Operazione senza precedenti della Guardia di Finanza di Trieste, sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina in arrivo dalla Colombia, 38 arresti in tutto il mondo, il carico avrebbe fruttato 240 milioni di euro. È stato destinato agli arresti domiciliari l'agente della Polizia Penitenziaria accusato di aver consegnato ai detenuti telefoni stupefacenti. Davanti al GIP ha confessato, in casa trovati altri cellulari. Primo giorno della nuova guida al vertice di Civibank, il Consiglio di amministrazione ha ratificato la nomina a presidente di Alberta Gervasio, suoi vice Guglielmo Pelizzo e Aldo Bulgarelli. Approvato il progetto di fattibilità per il federale di Sant'Osvaldo a Udine, il campo è in stato di abbandono da più di 30 anni, decisa anche la posa di 6 targhe per altrettanti personaggi storici in città. È arrivata nel pomeriggio, dopo giorni di rincorsa, l'ufficialità di Andrea Sottil sulla panchina dell'Udinese per il prossimo anno, sul contratto una clausola anche per il 2024, da Ascoli con lui 3 collaboratori. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con uno dei più importanti sequestri di cocaina mai fatti in Europa. La Guardia di Finanza di Trieste ne ha sequestrata più di 4 tonnellate. Il valore sul mercato è superiore ai 240 milioni di euro. 38 gli arresti in corso. L'inchiesta è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e coinvolge anche i cartelli colombiani della droga. 4,3 tonnellate di cocaina purissima dal valore di almeno 240 milioni di euro sequestrata, insieme a 2 milioni di euro in contanti e 38 arresti tra Europa e Colombia. La direzione distrettuale antimafia con il procuratore Antonio De Nicolo di Trieste e la Guardia di Finanza hanno coordinato una complessa operazione antidroga tra Colombia e Italia. La bamba veniva sequestrata in Sud America e poi tramite aereo, per non correre rischi, veniva portata dalle forze dell'ordine in Italia, facendo credere ai malviventi che arrivasse via nave al porto di Trieste. Qua veniva consegnata ad agenti sotto copertura ai gruppi criminali di Veneto e Calabria che l'avevano pagata 96 milioni di euro e che avrebbero incassato, una volta tagliata, 240 milioni di euro. Il primo sequestro è datato 29 maggio ed è avvenuto ad Aiello del Friuli con l'arresto di 3 persone, 2 italiani e un colombiano, ma per evitare fughe di notizie la procura per un anno ha diramato vere e proprie fake news. I 38 arresti stanno avvenendo tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Colombia e Olanda. Oltre alla coca sono stati sequestrati anche 1,8 milioni di euro in contanti, diversi mezzi tra cui un tir e un sub dal valore di oltre 100.000 euro. Un fiume di cocaina quindi dalla Colombia in Friuli, dove sono state intercettate numerose partite di droga, ma non ci sono stati arresti. Lo ha spiegato il procuratore distrettuale antimafia Antonio De Nicolo. Ascoltiamolo. Dalle nostre indagini i gruppi criminali più vicini sono della regione Veneto. Noi non abbiamo trovato gruppi forse a questi livelli, diciamo, capaci di muovere questi quantitativi dislocati in Friuli Venezia Giulia. Non escludiamo ovviamente che se le consegne fossero andate a buon fine, nel senso che non le avessimo sequestrate noi, magari qualche rivolo sarebbe arrivato qui. La peculiarità delle indagini è nel fatto che le forze di polizia si siano finte corrieri e si siano occupate della logistica del trasporto degli oltre 4.000 kg di cocaina. Siamo riusciti ad eseguire 19 consegne controllate, quindi trovando altrettanti corrieri e altrettanti broker disposti a trattare, e non è facile in questi casi. Normalmente anche grandi sequestri avvengono con l'arresto di 1 o 2 persone che sono i primi che si presentano, gli altri, diciamo, candidati acquirenti spariscono perché mangiano la foglia. Un'operazione che conferma il valore dei professionisti della sicurezza nella fattispecie degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza di Trieste e che toglie dalle nostre strade una quantità enorme di droga. Così per Paolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza, che elogia il lavoro degli inquirenti, unitamente al deputato e presidente di Italia Viva Ettore Rosato, che parla di un segno di legalità, una vittoria dello Stato sul malaffare. Davanti al GIP ha ammesso di aver fatto entrare cellulari e droga in carcere a Tolmezzo. L'agente della Polizia Penitenziaria arrestato venerdì scorso è stato posto agli arresti domiciliari. In cambio di soldi e droga ha introdotto cellulari e hashish nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. È quanto ammesso stamani l'agente della Polizia Penitenziaria davanti al GIP di Udine Carlotta Silva durante l'udienza di convalida del suo arresto eseguito venerdì scorso dai carabinieri. Il giudice ha disposto per l'uomo, un carnico di 54 anni, gli arresti domiciliari.
Nell'interrogatorio l'agente ha ribadito quanto già detto al PM Andrea Gondolo il giorno dell'arresto. Ha raccontato di essere stato avvicinato da 2 detenuti che gli hanno proposto di far entrare stupefacenti e cellulari nell'istituto di pena. Lui ha accettato, così a partire da settembre 2021 gli sono stati recapitati alcuni pacchi via posta nei quali c'era il materiale da introdurre clandestinamente. L'agente tratteneva parte della droga e i soldi inseriti nei pacchi, alcune centinaia di euro in tutto. Il poliziotto ha spiegato di aver consegnato solo il contenuto del primo pacco, alcuni cellulari e dell'hashish. Il resto è stato trovato in un borsone riposto nel garage della sua abitazione, perquisita il giorno dell'arresto. Dentro c'erano diversi cellulari, dispositivi per la ricarica e alcune SIM. Nella sua automobile, infine, è stato recuperato un piccolo quantitativo di hashish. L'agente è accusato di corruzione e di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Porta fino a Codroipo l'inchiesta della Procura della Repubblica di Padova che ha indagato 2 avvocati e altre 5 persone per falso e associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di almeno una cinquantina di persone. A Codroipo la squadra mobile della Questura di Padova ha scoperto un appartamento apparentemente gestito come un centro massaggi dove in realtà una delle persone indagate, una donna di nazionalità cinese, faceva prostituire sue giovani connazionali. La donna indagata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I principali illeciti ambientali commessi in regione riguardano i rifiuti dell'edilizia, il traffico di animali, il controllo delle emissioni e i fanghi da depurazione nell'agricoltura. Per il capo del Noava il loro contrasto è difficile a causa della carenza di personale. Manca il personale per i controlli, difficile arginare gli illeciti ambientali commessi in regione. È l'allarme lanciato da Claudio Freddi, ispettore capo del Nucleo Operativo per la Vigilanza Ambientale del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia, ascoltato oggi a Udine dall'Osservatorio Regionale Antimafia. Per il capo del Noava, la carenza di organico è il punto debole nel contrasto delle 4 principali emergenze. Prima fra tutte il traffico di rifiuti, che ha subito un aumento esponenziale soprattutto nell'edilizia con il superbonus. La presenza di amianto negli scarti delle demolizioni è cresciuta del 30% e le norme sono spesso aggirate con il trasporto dei materiali in Slovenia, che innesca anche un problema di concorrenza tra aziende. Non meno importante è il traffico internazionale di animali di affezione da combattimento, anche questo in crescita, difficile da monitorare a causa della mancanza di personale specializzato. Infine ci sono il problema del controllo delle emissioni, quasi azzerato dopo la soppressione delle province, e quello dei fanghi da depurazione in agricoltura. L'arrivo di camion da regioni lontane come Lombardia ed Emilia-Romagna, ha detto Freddi, lascia aperto il sospetto che qualcuno voglia smaltire prodotti tossici. 28 sanzioni per ubriachezza molesta, 24 delle quali a cittadini austriaci sono state comminate durante il weekend di Pentecoste a Lignano Sabbiadoro. Inoltre sono state deferite all'autorità giudiziaria a 4 persone, un cittadino austriaco e un italiano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, un cittadino austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, un altro cittadino austriaco per resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose. I controlli sono stati svolti dal personale della Polizia di Stato, della Questura di Udine, dall'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, coadiuvata da agenti altoatesini, dalla Capitaneria di Porto, con l'ausilio anche di 2 agenti della Polizia austriaca. Minacce di morte al sindaco di Pocenia, Sirio Gigante, sono state rinvenute questa mattina in un locale di proprietà comunale. Durante la notte, utilizzando dello spray, è stata disegnata una persona impiccata con accanto il nome di battesimo di Gigante. Pocenia è uno dei comuni chiamati alle urne domenica prossima per il rinnovo delle cariche. Il sindaco uscente si candida come consigliere. Tutte le forze politiche locali e i gruppi regionali del Movimento 5 Stelle e della Lega hanno espresso solidarietà al sindaco che ha presentato denuncia. A Trieste oggi i funerali di Boris Pahor, lo scrittore sloveno morto a 108 anni, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura. Oltre 300 persone hanno voluto salutare per l'ultima volta Boris Pahor, lo scrittore sloveno che ha raccontato più di tutti i drammi del Novecento e del confine orientale. Pahor era morto il 30 maggio scorso all'età di 108 anni. Oggi le esequie nella cappella del cimitero di Sant'Anna officiate dal vicario per gli sloveni dell'arcidiocesi di Gorizia, Carlo Bolcina.
alla presenza anche del vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi. Erano presenti i ministri sloveno dell'interno, della cultura e degli sloveni all'estero. Non c'erano autorità cittadine. Oltre ai figli Maja e Adrian, anche Vera, sua assistente negli ultimi anni di vita, e la senatrice e scrittrice Tatiana Roitz, che più di tutti ha avuto un rapporto personale e intellettuale con lo scrittore, definendolo un Ulisse moderno, il cui racconto si colloca nel contesto delle grandi testimonianze del Novecento come parte di un'unica epopea. Pahor è stato seppellito nella tomba di famiglia sotto la scritta Družina Pahor. Ancora in aumento nella nostra regione i casi di Covid, 557 rispetto ai 387 di una settimana fa, positivi quasi 10 tamponi su 100 dei 5.744 che sono stati analizzati. Si registrano 5 nuovi decessi, 2 a Pordenone e 1 rispettivamente a Trieste, Gorizia e Udine. Una persona resta in terapia intensiva, mentre ci sono 7 pazienti in meno per un totale di 84 negli altri reparti Covid. Continuano gli incontri tra Regione e sindaci del territorio in vista della riforma della legge sulla disabilità. Oggi il vicegovernatore Riccardi si è confrontato con gli amministratori del Friuli occidentale. Più attenzione alla disabilità declinata in ogni sua forma, è questa la sintesi della bozza di riforma della legge 41 a cui la Regione sta guardando. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, sta incontrando i sindaci del territorio dopo l'ambito di Trieste. Oggi è toccato al Friuli occidentale in un incontro a Pordenone. L'esponente della giunta regionale ha auspicato che la norma, considerata la materia trattata, possa essere varata dall'Aula prima della legge di bilancio. Il percorso delle persone con disabilità non si ferma al momento in cui c'è bisogno di dare una cura sanitaria, quindi è evidente che questo è un passaggio estremamente importante che coinvolge la Regione e i comuni con nuove competenze dentro le aziende sociosanitarie e che debba avere una grande alleanza col sistema del terzo settore. Fra i punti della bozza di riforma anche l'istituzione di un osservatorio regionale. Ci troviamo davanti a una sfida importante, noi non faremo mancare sicuramente le nostre osservazioni. Si è parlato oggi delle funzioni respiro, si è parlato della sfida del dopo di noi e oggi porre le basi per un percorso condiviso sicuramente ci vede particolarmente ottimisti. Nuova guida al vertice di Civibank. Oggi Alberta Gervasio è stata nominata presidente nel corso del CDA che ha inaugurato il nuovo capitolo della banca di Cividale, ora sotto il pieno controllo di Sparcasse. La manager Alberta Gervasio, attuale amministratore delegato di Blue Energy, è ufficialmente la nuova presidente di Civibank. A nominarla al vertice dell'Istituto di Credito di Cividale è stato il nuovo CDA, eletto ieri dall'Assemblea dei Soci, che ha premiato con l'89% delle preferenze la lista targata Sparcasse, socio di maggioranza al 75%, dopo l'OPA. Al fianco di Gervasio, nel ruolo di vicepresidenti, ci saranno 2 avvocati, Guglielmo Pellizzo, ex numero 2 della banca, e il veneto Aldo Bulgarelli. Il CDA è composto anche dalla manager triestina Lidia Glavina, dal presidente dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia Antonio Marano e dai dirigenti di Sparcasse Mario Cappelletti, Luca Cristoforetti e Armin Weissennegger. In consiglio di amministrazione siede anche l'altro ex vicepresidente Andrea Stedile, in rappresentanza della lista sconfitta che vedeva candidata alla presidenza l'ex numero 1 Michela Del Piero. Si chiude così definitivamente dopo 6 mesi il capitolo legato all'OPA lanciata lo scorso dicembre da Sparcasse, che ieri ha pagato chi ha aderito all'offerta pubblica d'acquisto, sborsando 100 milioni di euro per le azioni e 2 milioni per i warrant. Sparcasse comunica in una nota che ha concluso con successo il controllo di Civibank, che entra a far parte del gruppo bancario altoatesino, presupposto essenziale per rafforzare lo sviluppo di sinergie industriali fra le due banche, mantenendo intatti l'identità, l'autonomia societaria e il marchio di Civibank in modo da preservare il valore costruito negli anni con il proprio territorio di riferimento. Al via da oggi a domenica il Salone del Mobile di Milano. Il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato da 66 marchi all'interno di un comparto che conta 2.400 imprese. L'assessore regionale Bini in visita agli stand, le nostre aziende, dice, si confermano eccellenze del settore. Sostenibilità e bellezza, ecco i 2 concetti su cui si basa la 60ª edizione del Salone Internazionale del Mobile, che torna a Roffiera da oggi fino al 12 giugno. Oltre 2.000 espositori, di cui il 25% stranieri. Un ruolo da protagonista lo giocherà anche il Friuli Venezia Giulia, presente con 66 marchi, occasione per mettere in vetrina le eccellenze regionali di un comparto, quello del legno arredo, che conta circa 2.400 imprese, che rappresentano il 20% dell'industria manifatturiera della regione, impiegando oltre 19.000 addetti. A visitare il salone oggi anche l'europarlamentare Marco Dreosto e l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini. L'aria che si respira in questa prima giornata
di fiera è assolutamente positiva. È vero, viene fatto presente che mancano gli asiatici, manca il mercato russo, ucraino, però c'è tanta partecipazione e tanto ottimismo. Friuli Venezia Giulia molto presente, con tantissimi imprenditori, tantissimi marchi importanti, insomma un Friuli Venezia Giulia che si sta anche in questa occasione facendo riconoscere per le proprie eccellenze, per i propri imprenditori, per la propria voglia di crescere. Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, è stato confermato alla vicepresidenza dell'ACRI, l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio per il triennio 2022-2024. Morandini, che fa parte anche del comitato esecutivo presieduto da Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia San Paolo, avrà la delega ai rapporti istituzionali. L'elezione è avvenuta all'unanimità da parte del Consiglio dell'ACRI, che ha confermato anche gli altri vicepresidenti Cavicchioli, Salvadori e Brandstatter. Ha preso il via oggi, nella sede del MIZ Academy di Flettomberto, l'incontro di Rete Nazionale Meccatronica, coinvolti diversi direttori di istituti nazionali che sono confrontati sulle nuove normative e sull'importanza dell'apprendimento laboratoriale. 1 o 2 giorni dedicati all'incontro Rete Nazionale Meccatronica, nato per favorire lo scambio delle buone pratiche a livello nazionale e incrementare la qualità dell'offerta formativa del sistema. Sono qui presenti direttori, staff delle diverse ITS di questo ambito a livello nazionale. Sono realtà molto diverse, che sono cresciute in modi diversi, ma è proprio dalla diversità che nascono nuovi spunti, nuove idee e modalità di porsi anche in un momento così delicato come quello di un cambio di normativa ai nostri legislatori. Noi vogliamo affermare il principio di incrementare l'offerta formativa. In questo momento la percentuale di studenti e di diplomati che frequentano questo segmento della formazione terziaria professionalizzante è ancora troppo insufficiente rispetto al fabbisogno che le imprese lamentano. Il campo di calcio, il Federale di Sant'Osvaldo, dopo oltre 30 anni tornerà a nuova vita. Oggi la Giunta Comunale di Udine ne ha approvato il progetto di fattibilità e ha tra l'altro stabilito di apporre in città 6 targhe in memoria di altrettanti personaggi illustri. Lasciato in stato d'abbandono per almeno un trentennio, il campo di calcio di Sant'Osvaldo, conosciuto come il Federale, sarà oggetto di interventi di ripristino per oltre €1 milione. Il piano di fattibilità dell'opera comprende il rifacimento dell'area verde, la realizzazione di nuovi spalti, spogliatoi e posti auto. Tra i temi affrontati dalla Giunta anche l'indice di gradimento dei servizi erogati dal Comune, che ha raccolto i risultati di 5.412 questionari. I ragazzi soprattutto sono stati molto magnanimi nei confronti del Comune, perché hanno dato dei risultati che, di gradimento che si attestano al 94% del servizio, riguardo al servizio reso. Nella seduta odierna la Giunta ha deciso di apporre in città 6 targhe ad memoriam per altrettanti personaggi che hanno fatto la storia del Friuli: Pirona, Marchetti, Daronco, Tessitori, Cantarutti e Cantoni. Poi c'è la statua a Precheco Placereani, dove nella piazza 20 settembre che ospitò, che lo vide protagonisti di tanti comizi. Ripartiranno a breve i lavori di restauro del castello di Colloredo di Monte Albano, a confermarlo il sindaco Luca Ovan. In questo momento ho parlato l'altro giorno con l'assessore, lo ringrazio, e anche col RUP, che è Claudio Degano. Stanno rifacendo i calcoli, è una cosa dovuta soprattutto al motivo degli aumenti del 40% di tutte le materie prime, e in più si sta arrivando, credo fine settimana, una risposta positiva della soprintendenza per fare la strada esterna, per poter vedere e ammirare la realtà del castello, del turismo, della zona verde del castello di Colloredo. Quindi siete in attesa di un ok per procedere ai lavori, diciamo così? Sì, siamo in attesa di un ok. Il primo passaggio era già fatto per il secondo lotto, che è quello della realtà medievale, del mastio, quello più antico. Abbiamo avuto questi contrattempi anche per quelle questioni che sono venute fuori tra la guerra, tra gli aumenti di materie prime, però i soldi in bilancio ci sono, regionali, però c'è tutto un iter burocratico che tante volte mi dà fastidio, ma bisogna seguirlo.
Nuovo incontro ravvicinato con uno dei lupi presenti nelle campagne del Medio Friuli. Questa volta l'avvistamento con un bel esemplare è avvenuto intorno alle 21 di ieri lungo la strada che collega Coderno e Mereto di Tomba. A immortalare la scena è stata Beatrice Molaro, pronta a impugnare il suo smartphone e a riprendere l'animale. Come si nota da queste immagini, il Canis lupus non appare per nulla spaventato dal transito dell'automobile o della presenza umana. Nella zona, lo ricordiamo, i lupi sono presenti da almeno 4 anni, diversi gli avvistamenti avvenuti nell'ultimo anno. Il campanile di Mortegliano, alto 113,20 metri, è stato riprodotto fedelmente in scala con i Lego. La copia in mattoncini misura 2,8 metri ed è stata realizzata da Michele Pestrin. Il ragazzo appassionato del mondo Lego ogni giorno attraversa Mortegliano per recarsi a lavoro. Proprio da quegli incontri cadenzati e obbligati è nata l'idea di omaggiare l'edificio eretto tra il 1955 e il 1959. Dopo 2 anni di lavoro e innumerevoli ore passate alla ricerca dei pezzi giusti, l'opera è terminata. La costruzione, completata nel 2019, è stata esposta al pubblico per la prima volta lo scorso maggio all'Expo Model di Mortegliano. La prima rassegna di teatro antico del Friuli Venezia Giulia, organizzata da Anatema Teatro. A inaugurare la rassegna saranno una maratonina non competitiva e l'Accensione del Braciere. Anatema Teatro, che è abituato sul pubblico a vivere il palcoscenico in modo inedito e innovativo, ha puntato sul primo festival di teatro antico mai realizzato in Friuli Venezia Giulia e il primo in Italia ad avvicinare il mondo del teatro a quello dello sport. L'iniziativa Tiere Teatro Festival, programmato dal 26 agosto al 3 settembre, ha come riferimento Osoppo, ma coinvolgerà altre località contermini. A Osoppo naturalmente avremo il cuore pulsante del festival sul forte di Osoppo, dove verrà allestito il palco principale, e poi altri palchi sparsi proprio intorno, sul Gretto del Fiume Tagliamento a Venzone, ad Artegna, a Montenarsa, ad Avasinis. In vari punti strategici ci saranno dei palchi più piccoli che accoglieranno spettacoli naturalmente più piccoli, ma insomma un festival diffuso in tutta la zona intorno al forte di Osoppo. La 9 giorni si aprirà proprio con una maratona non competitiva e al termine della maratona verrà fatta la cerimonia nel fuoco, proprio come nelle antiche Dionisia, che verrà acceso il braciere per dare il via ai 9 giorni di spettacoli. Ed ora andiamo a Malborghetto Valbruna, dove ritorna dal 16 al 19 giugno il Festival Risonanze. Il Festival del Legno che Suona ritorna a Malborghetto Valbruna con una serie di eventi dove gli strumenti ad arco uniscono 3 patrimoni: boschivo, artigianale e artistico. Oltre ai concerti, alle possibilità di dialogare con liutai e artigiani e a puntare sul benessere per le orecchie, gli occhi e il corpo, si potrà ammirare lo Stradivari Egedus del 1692 che è esposto a Palazzo Veneziano fino al 30 giugno. Sono tutti gli ingredienti di Risonanze che richiamerà Malborghetto Valbruna ospiti di fama internazionale, un'occasione per riscoprire le peculiarità della zona, tra le quali i suoi alberi prestigiosi. Legno che poi va a finire negli strumenti musicali migliori del mondo e nelle orchestre migliori del mondo. Questa era una cosa che nemmeno i musicisti del Friuli Venezia Giulia sapevano. E invece noi con questo evento siamo riusciti a celebrare nel migliore dei modi per il bene del nostro territorio, ma anche del Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport perché è arrivata l'ufficialità della nomina di Andrea Sottilla da allenatore della prima squadra dell'Udinese. L'ex difensore bianconero ha firmato un contratto di 1 anno con opzione per il successivo. Sottilla porta con sé i collaboratori Ignazio Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile. Il nuovo allenatore sarà presentato alla stampa a ridosso del raduno precampionato nei primi giorni di luglio. Queste e le altre notizie sportive, naturalmente a Sport FVG, tra poco dopo la pubblicità, ma prima di chiudere vi ricordo il consueto appuntamento del martedì di Telefriuli alle 21 con la trasmissione Lo Scrigno, che sarà dedicata alla rievocazione storica sui Longobardi a Romance di Sonzo, organizzata dall'Associazione Invicti Lupi. La puntata è ambientata a ridosso dei laghetti, dove sabato e domenica affluiranno rievocatori da tutta Europa. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.